Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la linea. Dosi di AstraZeneca sospese in Italia, non così in Inghilterra, dove le vaccinazioni vanno avanti a marce spedite. Vi proponiamo la testimonianza di una corregionale a Londra. La capitale è in lockdown da fine novembre. Siamo stanchi ma intravediamo la luce, racconta a Telefriuli Federica Merlac. La riapertura è iniziata dalle scuole. A metà aprile sarà offerta la prima dose a 32.000 persone. Calcolano che da luglio praticamente la vaccinazione sarà somministrata a quasi tutta la popolazione. Adesso stanno facendo la fascia da 50 in su, poi chi lavora nelle case di riposo, anche le babysitter, persone vulnerabili con patologie. La fase 2 incomincerà da metà aprile e sarà effettuata la prima dose entro fine luglio. Inizierà la fase da 40 anni fino ai 20. Ecco, qua c'è una vera e propria, adesso si è scatenata un po' di psicosi, paura, gente che rifiuta i vaccini, prenotazioni che prima erano state fatte e poi adesso invece vengono annullate. Lì invece si va avanti proprio a marcia spedita. Si va avanti a marcia spedita, sì, esattamente, anche perché non ne parlano. Questo è un paese che ha deciso di fare un lockdown abbastanza duro. Ci sono stati tantissimi contagi, sì. ecco. Ci può raccontare un po' che cosa è accaduto da dicembre in poi? Sì, siamo praticamente in lockdown da novembre. Avevamo aperto il 5 novembre e poi in dicembre, il 20 dicembre, abbiamo chiuso da un giorno all'altro. Il venerdì Boris ha fatto il discorso e da un giorno all'altro abbiamo chiuso tutto di nuovo in lockdown per via di questa variante inglese. Ed è un lockdown veramente lungo perché praticamente siamo in lockdown da 5 mesi. Adesso Boris Johnson ha fatto una roadmap per uscire fuori dal lockdown. E la prima fase è stata l'8 marzo che hanno aperto le scuole. Il 29 marzo ci sarà la regola che praticamente ci si può incontrare con 6 persone o con 2 nuclei, massimo 2 nuclei familiari. Ci sarà la seconda fase che praticamente il 12 aprile apriranno, quindi apriranno negozi di abbigliamento, librerie, palestre, piscine, i pub, ristoranti, però solo quelli che possono servire all'esterno, nei giardini, parrucchieri, estetiste. Nella fase 3, il 17 maggio, apriranno i restanti pub e ristoranti, quelli che possono servire all'interno. Siamo veramente tutti esausti, sì, per quanto comunque abbiamo la libertà di camminare, la mascherina la dobbiamo usare, è obbligo solamente nei supermercati e nei posti chiusi in metropolitana. Se c'è una bella giornata la gente esce, fortuna abbiamo la libertà, non ho mai visto tanti controlli. Adesso il 21 giugno, poi la fase finale, calcolano che apriranno proprio tutto, discoteche, teatri, cinema, festival, e non ci saranno più le restrizioni sociali. Come stanno aiutando le aziende in questo caso, i lavoratori, visto che c'è questo blocco ormai prolungato da dicembre? Sì, praticamente sì, io sono pagata al 100%, il governo aiuta l'azienda a pagare l'80% al dipendente e poi il datore di lavoro può scegliere se pagare il restante 20%, fare un top-up. Io sono tra quelle che per fortuna il mio datore di lavoro comunque ha scelto di pagarmi il restante 20%, e quindi sì, hanno aiutato moltissimo le aziende, hanno veramente aiutato tanto, hanno aiutato anche le scuole hanno stanziato un fondo di 300 milioni di sterline per aiutare comunque con lezioni private, il sistema scolastico, hanno aiutato tantissimo.
Non dobbiamo piangerci addosso, diceva ieri mister del Pordenone Calcio, Tesser, riferendosi alle numerose defezioni causate da infortuni alla vigilia della difficile trasferta in casa della capolista Empoli. Purtroppo però la situazione in casa neroverde si è complicata con gli ulteriori 3 casi di Covid-19 nel gruppo squadra, emersi questa mattina nel corso degli ultimi controlli. Nuovi casi che con i 2 emersi tra venerdì e ieri portano in totale a 5 e mettono a rischio la gara di questa sera in programma alle 19. Siamo in attesa delle ultime dal ritiro del Pordenone Calcio a Empoli. Vi terremo aggiornati naturalmente nel corso delle prossime edizioni. Gli amministratori di Fratelli d'Italia del Friuli Occidentale stanno predisponendo una lettera da inviare al Presidente della Regione e al Ministro della Salute per chiedere di allentare le restrizioni nella destra a tagliamento a fronte di numeri epidemici contenuti. In particolare invocano attenzione per scuole e attività commerciali. Pordenone in zona rossa ma con numeri non da zona rossa, per questo Fratelli d'Italia, il coordinamento provinciale, sta pensando di chiedere una revisione di queste restrizioni. Siamo con Emanuele Loperfido, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. Insomma, questa è la situazione e che cosa chiederete quindi? La situazione è evidente sotto gli occhi di tutti, fortunatamente ma anche con merito sicuramente. Pordenone ha dei dati migliori rispetto al resto della regione, addirittura migliori all'interno del contesto del nord-est. Tutto questo per dire cosa? Nel momento in cui c'è una zona rossa, ovvero non ci si può muovere, quantomeno cercare di vedere nel territorio in cui i dati sono positivi di poter garantire almeno la ripartenza delle scuole. Poi abbiamo anche tutte queste attività commerciali chiuse. Se non è possibile tornare almeno alla zona arancione, quantomeno cercare di sensibilizzare per far sì che i ristori arrivino rapidamente. Questo perché? Perché questa situazione sta creando molto scontento, un nervosismo dal punto di vista sociale che si percepisce, anche perché nel momento in cui non si capisce esattamente per quale motivo dovremmo rimanere così limitati, la tensione sale. Allora da amministratori chiediamo a chi può prendere delle decisioni di valutare la possibilità di fare un passo indietro per quanto riguarda la scuola, le attività commerciali e imprenditoriali. In che modo cercherete di sensibilizzare su questo la Giunta Fedriga e il Ministero della Salute? È una missiva che è sottoscritta da tutti gli amministratori vicini a Fratelli d'Italia, eletti nelle file di Fratelli d'Italia e non solo, che invieremo per appunto chiedere che venga analizzato il contesto e venga fatto dal Ministero della Salute e dal Presidente di Regione. Se possibile cerchiamo di venire incontro a queste esigenze. Ecco, l'ha citato proprio il mondo della scuola, con tante famiglie in questi giorni costrette a casa con la didattica a distanza, soprattutto per i bambini più piccoli, quelli delle elementari che si trovano in difficoltà. Ecco, riaprire quantomeno le scuole potrebbe dare sollievo a tante famiglie. Assolutamente, il senso è proprio questo, ovvero siamo in un contesto di regione rossa, quindi i movimenti non sono consentiti. Nella zona in cui, tipo la provincia di Pordenone, i dati lo potrebbero consentire, fare in modo di poter tornare a scuola e non mettere in ginocchio le famiglie che hanno grossi problemi per quanto riguarda la gestione della didattica a distanza nelle scuole dell'infanzia e le scuole primarie. In precedenza la Regione aveva scelto di mettere in zona arancione Udine e Gorizia, lasciando gialle le altre, poi insomma è intervenuto così la decisione del Ministro Speranza con il Comitato Scientifico di rendere tutta rossa la Regione. Ecco, una decisione che vi aspettavate oppure contavate sul fatto che Pordenone potesse rimanere meno ristretta? Siamo consapevoli che la situazione è delicata e assolutamente non vogliamo mancare di rispetto ai morti per Covid, a coloro i quali quotidianamente si battono per contrastare questa pandemia, però nel momento in cui i dati lo possono consentire, come dicevo prima, se era possibile stabilire delle zone rosse e arancioni all'interno di un contesto regionale, questo credo che si potesse fare prima e si può fare anche adesso. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ritorneremo con anche collegamenti in diretta da Udine, a tra poco. Bentornati in diretta da voi la linea, ci colleghiamo subito con la nostra Isabella Gregorato che si trova a Udine, ha seguito per noi la conferenza stampa della Giunta Comunale. A te la linea. Buongiorno Alexis e buongiorno ai nostri amici telespettatori. Si è appena conclusa qui a Palazzo Daronco la conferenza stampa di Giunta e diversi gli argomenti all'ordine del giorno.
E in questo collegamento ho più persone appunto che ci parleranno di quello che la Giunta Comunale ha stabilito nella riunione della tarda mattinata di oggi. E cominciamo subito dal vice sindaco Loris Michelini, cominciamo da lui perché sappiamo che deve avere una riunione immediatamente, quindi l'abbiamo catturato al volo. Quindi si prospettano, intanto oggi abbiamo dato già la notizia di che riguarda appunto via Gemona, no? Che cominceranno i lavori il 23 di marzo. Però ci sono altre opere in cantiere la cui realizzazione è stata deliberata proprio oggi. Partiamo dalla valorizzazione dell'area dell'ex Cascina Maurone. Sì, allora praticamente noi abbiamo deliberato oggi in giunta nell'ambito di un'assegnazione di lavori di asfaltature un'ulteriore importante arteria cittadina che va da via Treppo fino a Piazzale D'Annunzio, praticamente che è via Petrarca. Via Petrarca dove insistono anche la scuola, ci sono due scuole all'interno di questa via, una materna e una primaria, diciamo che verranno riasfaltate, questa via Petrarca verrà riasfaltata interamente, è un'opera tra l'altro richiesta da tantissimi, da 20 anni più a questa parte, e quindi all'interno di questa opera che già stanno lavorando praticamente sono 18 strade che non sto neanche a elencarvi, certo, che sono già partite, molte delle quali sono già in corso di realizzazione. Ci sarà questa via Petrarca. Inoltre, una cosa molto importante, nell'ambito del PEPEST noi abbiamo in corso un appalto di asfaltature che sono già praticamente a metà, praticamente manca una parte di via Barasseria Media, via Butrio, via della Madonnetta, e poi abbiamo recuperato insieme a queste 6 vie nuove che verranno riasfaltate nel PEPEST, diciamo nel quartiere di Giusto, chiamiamolo meglio quartiere Aurora, una strada che congiunge l'ex Cascina Mauroner con il centro, e praticamente questa è una strada pedonale naturalistica che verrà rimessa a posto completamente con materiale drenante, con un materiale particolare, e verrà riattivato quello che è l'accesso sia dall'inizio fino alla fine con il bosco urbano che poi realizzeremo alla Cascina Mauroner, completando quello che è anche dal punto di vista turistico il collegamento col torrente Torre. Ecco perché diventa importante questa via, che verrà realizzata interamente e che è frutto di una insistenza da parte del quartiere ma di molti cittadini. Completata questa andremo a riasfaltare le zone limitrofe e quindi anche il quartiere Aurora avrà quello che si degna, no? Da tanti anni di una riqualificazione generale, perché non dimentichiamoci che lì abbiamo costruito 2 piste ciclabili nuove, lì al quartiere Aurora stiamo facendo anche un lavoro di illuminazione e anche altri lavori che sono relativi alle aree giochi, e quindi diciamo che l'intervento da parte dell'amministrazione su quel quartiere comincia a essere veramente un fiore all'occhiello. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Udine, Loris Michelini. Se lei ha l'impegno, appunto, se deve scappare, passiamo la parola a questo punto all'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Ecco, tanto si sta lavorando per garantire maggiore sicurezza ai cittadini del quartiere delle Magnolie. E tra l'altro oggi avete siglato un ulteriore accordo con i privati per quanto riguarda l'implementazione, no, delle forze dell'ordine presenti sul territorio. Sì, oggi abbiamo approvato una convenzione per proseguire il servizio di controllo del territorio, di segnalazione, di supporto alla polizia locale da parte delle guardie giurate. Come ogni anno questo non comporta un esborso da parte delle casse comunali, perché si tratta sempre di finanziamenti regionali. Quest'anno rispetto agli anni precedenti la Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare l'assessorato dell'assessore Pierpaolo Roberti, ci ha ulteriormente premiato rispetto agli anni precedenti in cui il contributo era di circa 150.000 euro l'anno. Quest'anno il contributo supera i 220.000 e quindi è un servizio che partirà dal 1° di aprile, inizialmente fino al 25 di luglio, ma assolutamente siamo convinti di poter concludere il servizio al 31 di marzo dell'anno prossimo.
prossimo, quindi sarà di fatto un anno. Una pattuglia di guardie giurate sarà riservata appunto per il quartiere delle Magnolie, una invece per i parchi pubblici e anche per un supporto all'attività della polizia locale nella zona della Cavarzerani, su precisa richiesta di un comitato di cittadini che ci chiede un aiuto e un supporto per la sicurezza di quelle zone. Quindi queste persone si affiancano agli agenti già presenti sul territorio. Al momento quanti ne avete dislocati? Perché anche i turni per quanto riguarda il quartiere delle Magnolie mi pare che siano H24 con 8 persone sempre presenti sul posto. Sì, di fatto con le assunzioni che in questi anni abbiamo fatto per il corpo di polizia locale siamo riusciti ad implementare notevolmente i servizi, i controlli e in particolare a concentrarci proprio su quel quartiere a cui teniamo molto. Da alcuni mesi c'è una pattuglia specificamente dedicata per il controllo di borgostazione, da 10 giorni ce ne sono addirittura 2 per turno, quindi 4 agenti di polizia locale su via Roma, via Leopardi, via Benedetto Croce, via l'Ungheria, via Aquileia e devo dire che i risultati si stanno vedendo e come. Lei mi pare che appunto abbia i risultati degli ultimi 10 giorni, sono dati dove appunto sono raddoppiate le persone per il controllo. Esatto, abbiamo 4 uomini per turno dedicati al quartiere delle Magnolie e devo dire che i numeri sono notevoli. Abbiamo fatto 43 sanzioni per la violazione di normative anti-Covid, quindi ad esempio la mancanza dell'utilizzo della mascherina, 21 verbali per la violazione del divieto di consumo di alcol nella pubblica via, una norma che abbiamo introdotto noi. Abbiamo controllato 255 persone solo in quel quartiere negli ultimi 10 giorni e abbiamo effettuato 5 rintracci di persone clandestine, tutti pakistani, 2 questa mattina, 2 rintracci con contestuale denuncia di persone che avevano il divieto di ritorno in città, 3 denunce per rissa o resistenza pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio è stato fatto il primo ordine di allontanamento che in caso di violazione porterà al DASPO. Anche questa è una norma che abbiamo inserito noi nel regolamento di polizia urbana, uno sforzo enorme che stiamo facendo in questi ultimi 10 giorni, ma che siamo convintissimi che potrà dare un aiuto alla popolazione che proseguirà anche peraltro nei prossimi mesi, perché sul quartiere delle Magnolie, su Borgostazione, non molliamo di un millimetro. Ecco, questo per quanto riguarda in maniera specifica il quartiere delle Magnolie, ma sul territorio ci sono persone che non rispettano le regole, visto che adesso siamo appunto in zona rossa? Devo dire che effettivamente rispetto al lockdown, in cui c'era un rispetto generalizzato del divieto di uscita di casa, per quanto riguarda invece le regole della zona rossa c'è qualcuno che sta violando le regole ed effettivamente tra ieri ed oggi qualche sanzione per la violazione delle norme c'è stata. Ecco, passiamo la parola all'assessore alla cultura e al personale Fabrizio Cigolot, perché qui in comune vi siete organizzati proprio in questo periodo di zona rossa. Ecco, ringraziamo anche l'assessore Gianni che è andato. Sì, ci siamo organizzati perché lo dice la legge, il DPCM che è uscito all'inizio di marzo prescrive al datore di lavoro, quando si entra in zona rossa, che il maggior numero di dipendenti devono essere assegnati al lavoro da casa, il cosiddetto smart working. Però il datore di lavoro deve anche individuare le attività indifferibili per le quali il lavoro viene richiesto in presenza. Abbiamo sentito adesso il caso dei vigili, il vigile non è smartabile, no? Chiaramente deve essere in presenza, ma anche tanti altri servizi, ecco, dall'anagrafe, i servizi cimiteriali, l'area delle politiche sociali. Ecco, noi abbiamo dato incarico con questa delibera ai dirigenti di individuare i servizi che vanno resi in presenza. Tutti gli altri dipendenti vanno posti in smart working. Ci sono delle situazioni per cui certe attività non possono essere rese in smart working, allora questi dipendenti verranno utilizzati presso altri servizi, o in presenza o in smart working. E comunque rassicurate i cittadini che praticamente la macchina amministrativa, il comune funziona, non si ferma? Assolutamente, le attività sono tutte quelle previste, non ci sono interruzioni, non ci sono esoneri di dipendenti, anzi cerchiamo di accelerare quanto più possibile il nostro impegno. Tanto è vero che oggi ho portato anche un'altra delibera
Abbiamo delle carenze nel settore dei servizi tecnici, cioè delle persone che sono applicate con funzioni di geometra, perito, di ingegnere, di architetto. In attesa dello svolgimento dei concorsi, che abbiamo già previsto quest'anno, assumeremo 5 interinali, 2 da assegnare al servizio dell'impiantistica sportiva, altri 3 al servizio dell'ecobonus. Abbiamo tantissime domande che arrivano, prendiamo 3 giovani diplomati e li assegneremo all'interno del servizio dell'edilizia privata proprio a svolgere queste funzioni di supporto alle domande. Grazie anche all'assessore Fabrizio Cigolot, grazie a Martina per le riprese qui a Palazzo Daronco. Qui è tutto, da Palazzo Daronco appunto è tutto, restituisco la linea allo studio, a te Alexis. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto. Ed ora andiamo a Forni di Sopra, dove c'è stata la visita del console macedone nella giornata di ieri per un importante accordo di cooperazione. A spiegarci i contenuti dell'intesa è lo stesso sindaco di Forni di Sopra, Marco Lenna, che abbiamo raggiunto nel suo paese. Un console in visita a Forni di Sopra. Con il sindaco scopriamo quali sono stati i contenuti di questo importante incontro. Il console in visita qui a Forni è stata una cosa importante per noi, dove abbiamo lanciato delle sinergie insieme alla Macedonia, che rientra nel gruppo Obiettivo 2 Sviluppo e Competitività, dove l'Europa sta elargendo somme importanti allo Stato macedone per avvicinarlo agli standard europei e quindi fare la transizione in modo che lo Stato macedone possa entrare come Stato membro all'interno dell'Unione Europea. E su queste analisi abbiamo preso in esame le fonti rinnovabili. Forni di Sopra è uno dei paesi green, a impatto quasi zero, dove utilizziamo dal bosco le biomasse per scaldare gli edifici pubblici e anche adesso gli edifici privati, gli alberghi, e abbiamo instaurato una sinergia tra chi estrae e pulisce il bosco e come scaldare il nostro ambiente. Questo è stato preso come progetto pilota per la Macedonia, dove il console avrà l'obiettivo di individuare un comune che abbia le nostre caratteristiche peculiari e riportare il nostro progetto come progetto pilota in Macedonia. È una cosa importante per noi perché da un certo punto di vista ci impegna con dei fondi strutturali europei per finire il nostro progetto, che è un progetto importante, un progetto ambizioso, che è quello di arrivare nel breve tempo a dare fonte rinnovabile di calore termica a tutti i privati, non solo agli edifici pubblici. E è importante anche perché potremo portare la nostra best pratica, il nostro know-how all'interno di un paese che per il momento è arretrato dal punto di vista tecnologico, quindi cercando di fargli fare un balzo importante a livello economico e anche di qualità di vita. Quindi importiamo ed esportiamo delle pratiche importanti dove per una volta non si sfrutta un territorio, ma si fa sì che il territorio entri in sinergia col proprio ecosistema. A quando l'aggiornamento con il console macedone? In brevissimo, perché già nel giro di una settimana riusciremo ad avere il primo IPA, che è un accordo quadro. Sull'accordo quadro verranno scritti tra la parte macedone e la parte italiana quelle che saranno sia le sinergie ma soprattutto i lavori da realizzare. Questo verrà direttamente dato al primo ministro macedone, che è il depositario dei fondi europei sull'obiettivo 2 di sviluppo e competitività, e deciderà lui direttamente qual è il comune macedone o i comuni macedoni, in questo caso se più di uno, con i quali fare sinergia e iniziare questa trattativa. Oltre a questo, una cosa molto interessante è anche il fatto che noi porteremo i tecnici macedoni all'interno del nostro comune per fornirgli quel know-how di conoscenze che abbiamo e di esperienze sul campo, sia negative che positive, nella realizzazione di un impianto di teleriscaldamento del genere, e cercheremo di impegnare anche la Regione per far sì capire quali sono i metodi di tutela e salvaguardia delle foreste e come riuscire a estrarre la materia prima senza danneggiare un ecosistema. Siamo in chiusura, ma vi ricordo il prossimo appuntamento in diretta con l'informazione è alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buona giornata.